Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sii glorificato, Signore Dio nostro, tu che colmi delle tue benedizioni ogni creatura, concedi a quanti si nutriranno di questi cibi nel ricordo e per l'intercessione di San Giuseppe di abbondare della tua grazia e di crescere nel tuo amore in una continua ricerca delle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore misericordioso rivolga su di voi il suo sguardo e vi aiuti nel tempo opportuno. Amen. Vi doni una vita tranquilla e vi faccia abbondare di ogni consolazione. Amen. Vi protegga con la sua mano potente sulla terra e vi guidi alla beatitudine eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Potete Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia La porta sempre aperta, la luce sempre accesa. La porta sempre aperta, la luce sempre accesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre. Questa tavolata di San Giuseppe, che gliene sembra? È un'occasione per socializzare, per stare insieme, così, anche una forma di carità verso chi è solo magari quest'oggi. Questo brano come? Conti, che ci canterà Maledetta Primavera, anche perché la primavera è iniziata ieri, però domani non è che sia una primavera, tanta primavera, ma è una primavera maledetta. Ecco, vediamo un po' se un po' di benedizione arriva in bel tempo. Si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta giù un sogno magico se al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più stare come se non posso amare, se per errore
che mi può dare la misura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Vuoi sapere come è stata organizzata questa festa? Questa festa è stata organizzata che abbiamo lanciato la proposta al nostro parroco di fare la tavolata. Lui ha aderito con piacere. Allora, lo scopo era quello di invitare le persone sole che sono a casa, che non hanno figli e che non hanno nessuno. Ma purtroppo alcuni non hanno aderito magari perché non possono camminare, oppure quindi abbiamo allargato un po' gli orizzonti, diciamo. Hanno aderito tanti, erano 20, di più di 20, e alcuni pranzi li abbiamo portati a casa per le persone ammalate che non potevano uscire. Ed è venerdì che lavoriamo, prepariamo, perché come hai visto c'erano tante cose, però è stato bello preparare il tutto perché eravamo tutti uniti, c'era una grande collaborazione, eravamo 8 famiglie. Diciamo che è stato veramente bello organizzare il tutto, abbiamo diviso i compiti, chi ha fatto una cosa, chi ne ha fatto un'altra, chi ha preparato il salato, chi il dolce, persone fuori dalla parrocchia che hanno preparato delle cose, chi ci ha cucinato qualcosa a casa. È stata veramente c'è stata una bella unione e siamo stati veramente tutti uniti e solidali. E questo non ci fa altro che piacere. Poi le persone si sono divertite ed è stato veramente piacevole. Volevo dire anche un'altra cosa, che questo sacrificio che abbiamo fatto di preparare il tutto, perché c'è stata una grande preparazione, un grande lavoro, e quello che noi chiediamo al Signore, specialmente a San Giuseppe, è quello di non mancare la salute a nessuno e il lavoro a tutti, perché c'è una grande crisi e speriamo che le cose possano migliorare. E approfitto per fare gli auguri a tutti i Giuseppe e Giuseppina. Un augurio di cuore e un grande aiuto della nostra parrocchia. Meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mente i brividi, certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai e poi non dici mai, che brucia nelle vene come
non chiedergli chi sei. E se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi. E corri verso lui con la tua mano tesa. Signora Assunta, che cosa ne pensa di questa giornata? Una bella giornata, passavo una giornata speciale. Morte, troppo morte. Si è divertita? Sì. Ha mangiato? Sì, sì. Vuole salutare qualcuno? E sono contenta. Ciao. A chi deve salutare? A mia figlia. Dove si trova? A Londra. E mia Jenny. Le mie nipoti. E mia nipote. Qui in parrocchia la tavolata di San Giuseppe. È stato per noi un momento di comunione. San Giuseppe, uomo del silenzio, ci insegna il significato vero dell'accoglienza, dello stare insieme. Un momento da vivere con le persone che abitano da sole per farle sentire in famiglia. Ecco, la parrocchia dobbiamo viverla come vivere in famiglia. Stare tutti insieme, accoglierci l'un l'altro, aiutarci. I volontari hanno speso il loro tempo, le loro fatiche per preparare quello che avete visto, per offrire un servizio a tante persone e dare un po' di gioia.